Giampaolo Scarante, presidente dell'Ateneo Veneto, la più grande istituzione culturale veneziana, presente da secoli per la città. Ecco, Venezia sta affrontando una crisi che non aveva conosciuto in questi 2 secoli e dovrà un attimo rimodularsi. Quali saranno le prospettive del futuro? Dovrà riprendere con l'unica industria che ha sfruttato in questi ultimi decenni, quella del turismo, o ci sono altre opportunità che abbiamo sotto gli occhi e che non stiamo sfruttando? Ma guarda, io credo che noi stiamo vivendo un momento irripetibile per Venezia, perché per la prima volta dopo almeno 2 secoli questa città ha davanti a sé un'opportunità straordinaria. Mi spiego meglio, nell'ultimo secolo, il secolo scorso, cosa si diceva di Venezia? Che Venezia era inadatta alla modernità. Non era vero, ma lo si diceva, perché non c'erano le automobili, non c'erano i collegamenti, la gente doveva camminare, e chi doveva lavorare aveva dei problemi di spostamento. Ecco, tutte queste cose si diceva che Venezia non era adatta alla vita moderna, all'economia, eccetera. Ecco, nel XXI secolo, il secolo in cui ci viviamo e in cui ci siamo addentrati per oltre 20 anni, tutto questo è cambiato. Le stesse ragioni che rendevano Venezia inadatta alla modernità oggi sono un valore aggiunto per questa città. Perché l'andare a piedi non è più un ostacolo, tutti vogliono andare a piedi nel mondo. Non avere i trasporti in città è molto meglio che averli. Si può lavorare, e soprattutto, l'abbiamo appreso nella pandemia, ma lo scominciavamo già a saperlo, si può lavorare stando lontani dal posto di lavoro. Quindi noi in questo momento Venezia ha un'opportunità irripetibile. Per la prima volta nella sua storia recente può aprire un percorso che la può portare veramente a interpretare il XXI secolo con grande autorevolezza e con grande successo. Ecco perché io penso che in questo contesto il ruolo che deve svolgere la cultura non è più un ruolo, come posso dire, strettamente culturale. Cioè Venezia si identifica con la sua cultura, questo è evidente, ma oggi tu hai accennato giustamente il problema del turismo. Facciamo un esempio concreto, come può atteggiarsi la cultura. Noi pensiamo che il turismo, come era in passato, come era fino a qualche mese fa, non vada più ripetuto. Bene, però dobbiamo fare qualcosa. Cosa possiamo fare? Possiamo per esempio aiutare la cultura. Se noi spingiamo sulla cultura facendo mostre, eventi, iniziative di grande qualità, noi richiameremo persone di qualità. Faccio un esempio, la settimana in cui si inaugura la Biennale è una settimana di un turismo che tutti dicono questo dovrebbe essere il turismo che Venezia tutto l'anno. Esatto. Ecco, la cultura può diventare un metodo per gestire il turismo, per esempio, per gestirlo, orientarlo e così via, per far rinascere questa città. Quindi veramente io credo che in questa fase storica, perché credo che la parola sia adatta, stiamo vivendo dei danni, come posso dire, conseguenze economiche gravissime, ma per la nostra città in particolare si schiudono opportunità che credo non cogliere sarebbe veramente colpevole. Ecco, è sbagliato sostenere che dobbiamo pensare anche ai veneziani, cioè cosa offre il turismo ai veneziani, a parte un arricchimento immediato di alcuni settori selettivi e la formazione però di giovani leve che avranno solo a che fare con mestieri di servizio. Qual è l'enorme differenza, secondo lei, tra questa prospettiva dedicata ai nostri giovani destinati giocoforza a misurarsi nei servizi al turismo e invece quella di formare una leva che abbia a che vedere con la cultura e con lavori che presuppongono anche una formazione profonda? Ma io partirei da un dato che mi preoccupa molto e credo che tutti i veneziani dovrebbero essere molto preoccupati. Questa città oggi ha poco più di 50.000 abitanti, quindi vuol dire che quest'anno, il 2021, noi rischiamo di chiudere l'anno, se continua l'esodo che ha caratterizzato gli anni scorsi, con un numero di residenti inferiore ai 50.000. Anche simbolicamente questo è un traguardo estremamente negativo che dobbiamo assolutamente combattere. Come farlo? Allora, io direi innanzitutto che come in passato, come Venezia, è veneziano chi decide di vivere a Venezia consapevolmente, lavorare a Venezia, studiare, ricercare con la massima consapevolezza. I veneziani sono questi, non sono quelli che nascono a Venezia. Lo dico io che sono nato a Venezia e mio papà è nato a Venezia. Quindi questi sono i veri veneziani. La Repubblica ha sempre fatto così in passato. Noi dobbiamo aprire la città a tutti coloro che vogliono venire qui consapevolmente a vivere in una città per le sue caratteristiche che dicevo prima sono competitive. Quindi chiunque oggi può venire, ma pensate, non solo i creativi,
Per esempio, un creativo oggi, collocarsi a Venezia potrebbe essere il luogo migliore del mondo, ma anche chi fa un mestiere diverso, meno creativo, può trovare a Venezia una situazione assolutamente privilegiata. Allora, questo flusso enorme che sta arrivando e darà da lavoro anche ai veri veneziani, anche ai ragazzi veneziani. Io per esempio ho fatto una specie di mio sondaggio personale, se mi passi il termine, ho chiesto a tutti i miei conoscenti veneziani i loro figli dove sono. Ecco, nessuno dei miei conoscenti ha i figli che lavorano a Venezia, nessuno. Allora, questo trend va modificato. Se noi modifichiamo e cogliamo questa opportunità storica di rendere questa città un modello appetibile per lavorare, non per venire in vacanza, noi capisce che cambiamo tutto di questa città. Cioè il paradigma viene rovesciato. Venezia non è più la città dove il turista va e il veneziano vive di turismo, ma la città diventa un luogo dove si lavora meglio, non come altrove, meglio di altrove, e quindi si apre tutto un mondo nuovo, perché ci saranno dei servizi totalmente diversi che serviranno a questi che hanno scelto di lavorare qui e via dicendo. Quindi anche il veneziano che oggi c'è e resiste e caparbiamente resiste, sono tantissimi veneziani con gente anche di grandissima qualità che è a Venezia, ma che magari non si vede nella fretta quotidiana, nella distrazione quotidiana. Io credo che anche i veneziani oggi residenti da questa opportunità potrebbero trarre un vantaggio straordinario e smetterla con quella rendita di posizione che è stata la rovina della città. Perché la città è stata uccisa anche dai suoi stessi abitanti, che hanno preferito affittare le stanze e andare a vivere altrove, purché avere un reddito garantito. Questo reddito garantito è stata la leva che ha finora ucciso questa città. Se noi rovesciamo questo paradigma, se facciamo venire persone che vengono a lavorare a Venezia, non che vengono in residenza estiva o invernale o eccetera, è chiaro che cambiamo tutto. Allora, perché all'inizio dicevo il ruolo della cultura? Perché la cultura è importante ovunque, ma a Venezia non è solo cultura, diventa politica, diventa economia, diventa società. La cultura a Venezia è tutto, perché una città come Venezia non è solo i suoi marmi, i suoi campanili, la gente non viene solo per il Palazzo Ducale in quanto struttura fisica, la gente viene, le persone vengono perché sanno che Venezia è un'offerta culturale di alta qualità. Se noi spingiamo sull'offerta culturale di qualità e la estendiamo tutto l'anno in maniera intelligente, è chiaro che modifichiamo il tipo di turismo, interveniamo intelligentemente sul turismo, altrimenti non credo si possa fare. Poi naturalmente ci sono enormi problemi di cui siamo tutti consapevoli, questa città è in gran parte disabitata, cioè gran parte di questa città non è abitata. Io quando sono nato c'erano 150.000 abitanti, oggi ce ne sono 50.000, quindi è chiaro che quelle parti di città andrebbero gestite, cioè dove per esempio instradare queste nuove forze che arrivano, queste persone che decideranno di venire a Venezia a lavorare, ci vorrà una gestione, non si può lasciare al mercato, bisogna gestire pezzi di questa città e questo è un compito enorme che abbiamo davanti. Però ripeto, i veneziani hanno un'opportunità straordinaria. La loro città può diventare non solo vivibile come le altre, ma molto meglio delle altre. E quindi questa è la prima volta che si dice questo. In passato chiunque, pensate, grandi gruppi industriali, lo stesso giornale della città ha lasciato il centro storico perché era inadatto, perché non funzionava, non andava bene. Oggi è il contrario, il centro storico, quindi quei luoghi disabitati e abbandonati della città, possono diventare il fulcro di una nuova città. E questo avverrà non nei prossimi 10-15 anni, ma avverrà da domani in poi. Sta già avvenendo in parte, perché sentivo oggi un dato che mi ha colpito: la richiesta di locazione e di acquisto per case non come seconde case a Venezia, ma come case di residenza abituale, è in crescita. Quindi vuol dire che questo fenomeno innescato dallo smart working, ma che ripeto già prima era in corso, oggi ci sta travolgendo, sta arrivando. Va gestito assolutamente, perché non possiamo lasciarlo a se stesso. Dobbiamo in qualche modo intervenire, decidere cosa fare, aiutare dove è possibile, gestire anche, come possibile, spazialmente questo nuovo tipo di insediamento. Però ovviamente se questo sistema diventerà realtà, come credo in ogni caso possa diventare realtà, aggiungo questo, in ogni caso questo sta avvenendo. Se a noi se lo vogliamo gestire o no. Certo. Quindi questa è la differenza. Non è una scelta obbligata, però va gestita. Esatto. Non è più una scelta, questo sta avvenendo, potrebbe avvenire male e potrebbe avvenire meglio, io spero che possa avvenire meglio, però va gestito. Allora, importante è in questo momento riflettere su queste cose, capire per esempio il ruolo della cultura, ma anche di altre cose in città. Io, cultura intendo anche le remiere, intendo tantissime cose, non intendo solo l'Ateneo con le sue conferenze. Ecco, il ruolo della cultura per Venezia è qualcosa di centrale, come la Fiat lo è stata per Torino per 40 anni, era il perno della città. Il perno della città è la cultura di Venezia. Senza la cultura Venezia diventa delle bellissime pietre che però non avranno lo stesso appeal di prima.
Ecco, proprio la cultura. Lei, che è stato ambasciatore di rango della Repubblica Italiana, ha gestito degli accordi che adesso sono vitali per il nostro paese, è tornato a Venezia e sta gestendo la più importante istituzione culturale della città, l'Ateneo Veneto, che se non erro è dal 1812 che svolge questa funzione gratuita per la città. Ora l'Ateneo, a fronte della crisi pandemica che c'è stata, non riesce più a mantenersi. L'Ateneo, che aveva offerto sempre gratuitamente alla città degli avvenimenti eccezionali e che si manteneva affittando per iniziative culturali private i propri spazi, non ha più ovviamente la possibilità di fare questo. Cosa sta succedendo? Cosa volete dire alla città? Ma io molto semplicemente, lo dico spesso, non sono qui col cappello in mano per dire dovete aiutare l'Ateneo, sono qui per rappresentare una fotografia di una situazione. La situazione è la seguente: questa istituzione culturale che dà qualcosa come 250 eventi all'anno, che sono molti, a volte sono 2 o 3 al giorno ovviamente, lo fa a titolo gratuito, lo fa con un pubblico estremamente democratico, perché molti che pensano all'Ateneo in città non sanno che l'Ateneo è cambiato, non è più quello di una volta. L'Ateneo oggi ha una democrazia, diciamo, di utenza straordinaria, perché c'è il professore universitario che assiste ai corsi accademici, ma ci sono anche dalla casalinga al pensionato, allo studente, che vanno per assistere a eventi di tutti i tipi, perché l'Ateneo parla di tutto. Parla di arte, di cultura, di storia, eccetera, ma parla anche di politica, di sport, eccetera. Quindi è un servizio che viene reso alla città. Questo servizio, per esempio, l'ultimo anno che abbiamo potuto fare una registrazione in tempi normali ha portato 16.000 persone nelle nostre sale. Ora, tutto questo funziona in maniera estremamente poco costosa, perché in realtà l'Ateneo è un apparato che produce molto ma costa molto poco. Merito dei pochi dipendenti che abbiamo 3 dipendenti di ruolo, che sono molto pochi per quello che facciamo, merito del fatto che tutto il resto è gratuito. Questo meccanismo è entrato in crisi a cominciare dall'anno scorso. L'anno scorso quando è arrivato il primo lockdown, ci siamo posti la domanda: cosa facciamo? Chiudiamo? Andiamo avanti? Smettiamo? Io ho pensato che se l'Ateneo si fosse ritirato e per mesi fossimo stati in silenzio, i nostri utenti si sarebbero sentiti traditi. E avrebbero avuto perfettamente ragione. Sarebbe stata una forma di diserzione di fronte al nemico. Allora cosa abbiamo fatto? La più antica e paludata istituzione veneziana si è gettata con grande entusiasmo sul web. Sì, abbiamo avviato un canale YouTube, sì, 1900 iscritti in pochi mesi, abbiamo le 3 piattaforme che funzionano, abbiamo per ogni evento che trasmettiamo su YouTube abbiamo tra le 300 e le 600 visualizzazioni, che sono molte. Cioè, in sostanza, noi siamo riusciti a mantenere il nostro pubblico, tenendolo attaccato con grande fatica, ovviamente, perché tutto questo ha anche un costo in termini economici, non è solo in termini di personale, e l'abbiamo fatto per un anno. Ora, per un anno bisogna tenere presente che l'Ateneo ha degli aiuti pubblici molto limitati, posso anche dirli, sono 20.000 euro da parte del comune e 14.000 euro all'anno da parte della regione, quindi è molto poco. Di cui siamo comunque grati al comune e alla regione che ci riservino questo trattamento, anche se auspichiamo uno sforzo ulteriore. Il resto dipende dalle nostre entrate autonome. Abbiamo affittato le nostre sale che hanno affreschi del Tintoretto, del Veronese, le abbiamo affittate per mostre della Biennale e per cose del genere. Tutti sanno che da un anno a questa parte noi cominciamo, diciamo, il periodo di chiusura della grande acqua al granda del novembre scorso. Tutto questo si è fermato. Noi abbiamo tenuto duro un anno, mettendo il personale in cassa integrazione, facendo grandi sacrifici, ma restando sul pezzo. Noi non abbiamo lasciato Venezia, siamo rimasti attaccati ai veneziani, lo sanno i veneziani. Ricevo delle mail straordinarie e probabilmente lo pubblicheremo durante il lockdown grazie ai nostri social. Abbiamo lanciato un'idea: scriveteci, siete soli a casa, scriveteci quello che volete, quello che state facendo, eccetera. È stata una cosa bellissima, sono arrivate delle cose struggenti. Comunque, noi abbiamo tenuto un anno, oggi siamo con la spia della riserva accesa sui nostri conti, per forza, per evidenza. Noi abbiamo un bilancio di 250-260 mila euro all'anno che dobbiamo coprire. Quindi quello che voglio rappresentare è questo: questa istituzione che non è solo storica, ma che è molto presente nel reale, perché noi
ci siamo adattati alla realtà, non siamo l'istituzione che continua a fare cose, la battaglia di Lepanto, no, noi stiamo parlando della realtà, di quello che abbiamo intorno a noi e che credo, non voglio essere immodesto, ma che potrebbe anche dare un contributo in questa fase cruciale di cui stavamo parlando, questo nuovo ripensamento della città, questa nuova... ecco, questa istituzione rischia di fermarsi per pochi soldi tutto sommato, perché non è granché. Io ho rappresentato questa situazione, non perché ritenga che l'Ateneo debba vivere a tutti i costi. Io sono molto pragmatico, se qualcuno dovesse ritenere che l'Ateneo deve chiudere, dico non sarei d'accordo, ma potrei anche accettare questa cosa. L'ho detto perché credo che tutti i veneziani, e non solo, perché anche tutti quelli che vogliono bene a Venezia, che sono tanti e che sono, come posso dire, partecipi come i veri veneziani, ecco, sappiano questa situazione. Ecco, questo allarme che ho lanciato in maniera abbastanza pacata, credo, però insomma in termini abbastanza stringenti, ha già avuto un grande ritorno, perché innanzitutto abbiamo chiesto aiuto ai nostri soci. I nostri soci stanno dando la loro quota in anticipo dell'anno successivo, fanno molte cose. Poi abbiamo chiesto l'aiuto agli amici dell'Ateneo. Con 40 euro ci si può iscrivere all'Ateneo immediatamente in qualità di amico e si hanno tutti i vantaggi dell'essere socio. E abbiamo avuto ben 200 persone che sono venute in Ateneo per iscriversi come amici, quindi una grandissima risposta. Siamo lieti e ringraziamo tutti. E poi abbiamo fatto delle sottoscrizioni e stiamo vendendo le nostre mascherine, le nostre borse. Se qualcuno di voi che ci ascolta volesse darci una mano, molto semplicemente, ecco, può comprare poi una mascherina. compare anche l'IBAN Esatto, per poter comprate fare una una mascherina, donazione. comprate qualcosa. Tra pochi giorni sul nostro sito ci sarà il pulsante Dona che consentirà molto facilmente attraverso PayPal di pagare. Insomma, questo. E poi chiediamo anche alle istituzioni pubbliche che sono il nostro riferimento. Noi abbiamo un ottimo rapporto con le istituzioni pubbliche e vogliamo continuare ad averlo. Il Comune, innanzitutto, che è il nostro ente di riferimento, la Regione e il Ministero a Roma, il Ministero dei Beni Culturali. Abbiamo stabilito dei contatti, abbiamo rappresentato la nostra situazione di un ente che è un po' paradossale, ma per il fatto che fa tutto gratuito ha un danno, non un vantaggio. Esatto, perché non potete accedere ai ristori. Non possiamo chiedere i ristori. Voi che avete dato tutto gratis siete quelli che adesso... È curioso. Sì, Adesso stiamo vedendo tutte le paradosso. opportunità, per carità, guarderemo tutte le opportunità per eventuali ristori, eccetera. Però noi chiediamo un aiuto a 360 gradi. Chi ritiene in coscienza che l'Ateneo debba continuare, faccia qualcosa, quello che può e quello che vuole, comprandoci una mascherina o facendoci una donazione che per fortuna qualcuno sta facendo, devo dire generosamente. Ecco, noi non chiediamo di essere assistiti perché non siamo stati e non siamo un ente assistito. Chiediamo in questa situazione eccezionale che ha messo in ginocchio non solo l'Ateneo ma tantissima parte del nostro paese e non solo, di aiutarci a passare questi brutti momenti, a passare questi brutti mesi finché non riusciamo a ritornare a camminare con le nostre gambe, cosa che speriamo avvenga quanto prima. E abbiamo visto che sarà un investimento anche per il futuro della città. Io credo di sì. Grazie ancora, grazie per l'attenzione, grazie a tutti voi, arrivederci.